Una vera e propria bomba torna ad agitare il retroscena di Napoli, mettendo i tifosi del Napoli in uno stato di massima aspettativa alla vigilia dell'apertura del mercato. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento caldo, di quelli che cambiano il corso delle discussioni e alzano il livello del dibattito tra i tifosi. Come sempre, l'impegno è portare retroscena, contesto e informazioni affidabili. Quindi lascia un like, iscriviti al canale e resta fino alla fine, perché il tema di oggi riguarda un importante, trattative delicate e un nome che potrebbe arrivare per cambiare il centrocampo azzurro già a gennaio. Il protagonista del momento è Kobbie Mainoo. Il giovane centrocampista del Manchester United è nel radar del Napoli da settimane. Ma ora lo scenario assume contorni molto più concreti. Il club italiano apprezza Mainoo per diversi fattori strategici, è un giocatore giovane, con enormi margini di crescita, qualità tecniche riconosciute e, soprattutto, con grande voglia di riscatto dopo una stagione complicata in Inghilterra. All'interno del club è visto come un profilo perfetto per il progetto di Antonio Conte, che cerca intensità, personalità e capacità di crescita immediata. L'interesse del Napoli non nasce per caso. Il centrocampo azzurro sta vivendo un momento delicato, segnato da una vera e propria emergenza infortuni che ha limitato le opzioni dell'allenatore. Diversi giocatori sono ancora ai box, con tempi di recupero lunghi, e questo ha accelerato le mosse della dirigenza. Giovanni Manna lavora praticamente giorno e notte per trovare una soluzione rapida e funzionale. E Mainoo emerge come un'opportunità concreta di mercato, capace di garantire una risposta tecnica immediata senza compromettere il futuro del club. Ed è qui che arriva la grande novità. Secondo quanto rivelato da Armando Areniello, esperto di mercato di 7Gold e Tribuna.com, Kobbie Mainoo ha già detto sì al Napoli. Il giocatore ha accettato il progetto sportivo, il ruolo che gli è stato presentato e la possibilità di lavorare sotto la guida di Conte. Un segnale fortissimo, che cambia completamente il peso della trattativa. Ora la sfida è convincere il Manchester United. Dal lato inglese, la posizione è al momento chiara. I Red Devils non escludono la cessione del giocatore, ma pongono condizioni precise. O un prestito con opzione di riacquisto futura, oppure una formula che consenta loro di mantenere il controllo sul destino di Mainoo. Napoli e Manchester United restano in contatto costante per cercare un punto di incontro che soddisfi entrambe le parti. L'obiettivo di Manna è chiudere l'operazione il prima possibile, idealmente già nei primi giorni della finestra di mercato, che si aprirà ufficialmente il 2 gennaio. Lo scenario è definito, giocatore disposto, club sotto pressione per rinforzarsi e trattative in corso. Resta da capire se il Manchester United sarà disposto ad ammorbidire la propria posizione per permettere a Mainoo di vestire l'azzurro già in questo inverno. Ora voglio sapere cosa ne pensi tu, tifoso del Napoli. Mainoo è il rinforzo giusto per risolvere i problemi del centrocampo? Vale la pena insistere in questa trattativa nonostante le richieste dello United? Lascia la tua opinione nei commenti e partecipa al dibattito. E se vuoi sostenere ancora di più il canale per continuare a portare retroscena caldi come questo, valuta un super thanks, fa davvero la differenza per il nostro lavoro.